Un piano da 3,5 miliardi di euro dopo la devastazione dell'alluvione del 2010, di cui però ne è stato speso meno della metà. 23 bacini di laminazione previsti in tutta la regione, dei quali soltanto 4 totalmente operativi e altrettanti funzionanti da un punto di vista idraulico, ma ancora in attesa delle finiture. Si presenta così il Veneto che osserva il dramma in atto in Emilia-Romagna. 14 morti e 36.000 sfollati. Dopo l'alluvione del 2010, quindi un piano da 3,5 miliardi di euro, ma ne sono stati spesi soltanto 1,5. È la fotografia del rischio idrogeologico nella nostra regione e questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 23 maggio 2023, la prima notizia di oggi riguarda lo stato delle opere di laminazione in Veneto, le opere di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico nella nostra regione. C'è il nodo appunto dei bacini di laminazione, dei 23 previsti ne sono stati realizzati soltanto 8, lo scrive Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI di oggi. L'assessore Giampaolo Bottaccin, con la delega all'ambiente e alla protezione civile, replica e si difende: per realizzare tutte le opere previste dal piano redatto dopo l'alluvione del 2010 sarebbero necessari 25 anni. Noi in 8 anni abbiamo messo a terra il 40% di quello che avevamo previsto. Ma nel frattempo il ministro della protezione civile del governo Meloni, dello stesso colore politico quindi della giunta Zaia, intervistato dal Messaggero, tira le orecchie a regioni ed enti locali colpevoli di non aver preso troppo sul serio la pericolosità del fenomeno adesso in atto. La proposta di Musumeci è la creazione di una struttura agile e snella presso la Presidenza del Consiglio, considerando i miliardi messi a disposizione negli anni dallo Stato, rimasti in gran parte inutilizzati. Ribatte Bottaccin: di certo il ministro non si riferiva al Veneto, dico solo un numero, gli oltre 2000 cantieri che abbiamo messo a terra dopo Vaia, nonostante le difficoltà nel trovare imprese e progettisti, nonostante i disagi creati a chi viveva in quei territori. Insomma, c'è la polemica politica anche interna al centrodestra, la destra che governa il paese e la regione ormai da decenni, ma soprattutto c'è il dato che resta delle opere idrogeologiche di tutela e difesa del territorio che ancora non sono state realizzate. Sullo sfondo naturalmente c'è un dato ancora più preoccupante che nemmeno sembra entrare quasi nel dibattito, almeno non nelle parole del governo: il dato del cambiamento climatico e dell'emergenza della catastrofe climatica che è alla base degli eventi straordinari e drammatici come quello di questi giorni dell'alluvione in Emilia-Romagna. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi, voltiamo pagina per parlare di sanità. Un articolo di Angela Pederiva sulle pagine del Gazzettino di oggi, leggiamo che tornano le visite all'interno delle RSA, delle case di riposo, delle residenze per anziani. Via quindi i limiti ingiustificati anche per le visite ai pazienti negli ospedali, lo annuncia il direttore generale della sanità veneta Annicchiarico, che dice alle ULSS di garantire bisogni assistenziali, psicologici e affettivi. Rimarranno però l'obbligo di mascherine, le misure di igiene respiratoria e delle mani. Nella fase definita di transizione continua l'attività di sequenziamento e di monitoraggio dei vari virus. Insomma, comincia un'ulteriore nuova fase rispetto alla pandemia da coronavirus, alle misure di limitazione che ancora restano in vigore appunto per ospedali e RSA, con però la novità appunto delle visite che torneranno ad essere più libere. Sempre parlando di sanità, le liste d'attesa, uno dei fronti aperti, forse il più sentito da
la popolazione, dai cittadini che devono aspettare molti giorni, spesso mesi, per accedere a prestazioni sanitarie, liste d'attesa, piano da 30 milioni di euro, più soldi ai medici privati in campo. Questo è il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Si parla di una circolare, sempre del direttore generale della Sanità Veneta Anni Chiarico. Il progetto finanziato dalla Regione parte il 15 giugno e si chiuderà a fine anno. La Regione valuta se utilizzare lo 0,3% di una quota del fondo sanitario, lo prevede il milleproroghe. Entro il 3 del prossimo mese i direttori generali dovranno inviare la scaletta delle azioni per abbattere i tempi di attesa, ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto da questa circolare. Prima di tutto viene autorizzato l'acquisto di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di lavoro standard degli interni, pagando 80 euro lordi i medici e 50 il personale del comparto. Poi saranno permessi accordi interaziendali per l'impiego congiunto di operatori. Già questo avviene per esempio per anestesisti, pediatri e ginecologi, quindi accordi tra ULSS per operatori comuni. Poi ancora sarà concesso di aumentare temporaneamente il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Poi si può incrementare l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dai privati accreditati, anche se ubicati nei comuni afferenti ad altre ULSS. E infine le ULSS con il maggior numero di prestazioni in galleggiamento, questo è un dato, sono l'Euganea con 46.118 cittadini in attesa di avere un appuntamento per la prestazione sanitaria che è stata loro prescritta, poi la Marca Trevigiana 46.093 cittadini in galleggiamento, la Pedemontana 42.285 e la Serenissima 37.849, dati appunto altissimi e inaccettabili, soprattutto in un Veneto dove la narrazione da parte di chi guida la regione è quella di una sanità d'eccellenza e di una sanità che non ha appunto eguali in Italia e nel mondo. Allora naturalmente, se questo è vero, se le eccellenze naturalmente nella sanità veneta ci sono, ebbene queste devono essere accessibili però a tutti i cittadini che ne hanno bisogno e ai quali i medici prescrittori hanno appunto prescritto delle prestazioni sanitarie. Così non è, decine di migliaia di cittadini in attesa di avere un appuntamento. L'ultimo dato complessivo per il Veneto è di 234.000 cittadini in attesa di appuntamento, quindi nel cosiddetto galleggiamento da parte dei CUP, cifre davvero molto elevate. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Le elezioni comunali a Sona, in provincia di Verona, la Lega si allea con il PD contro il candidato di Fratelli d'Italia. Campo larghissimo quindi per il Carroccio, centrodestra dilaniato, imbarazzi tra i vertici dei partiti. La notizia nell'articolo di Lillo Aldeghieri per il Corriere del Veneto di oggi. Ancora la tutela dell'ambiente in Veneto, oggi una polemica tra il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni e l'assessore della Giunta Zaia Federico Caner. L'accusa alla regione da parte dell'esponente del PD: pesticidi tossici e niente biologico, quindi un attacco che riguarda le pratiche della viticoltura. Caner ribatte: tutto falso, ecco com'è andata davvero. La polemica si protrae da tempo, un argomento incendiario, scrive Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, riguarda l'uso dei pesticidi in agricoltura. In alcune province il dato è davvero allarmante. Ora però c'è anche un'accusa specifica che il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni muove alla regione Veneto di favorire l'uso di un prodotto neurotossico e di ostacolare l'avanzata del biologico. Accuse a cui l'assessore all'agricoltura Federico Caner risponde senza indugio: sono tutte falsità. La vicenda è piuttosto complessa, ma c'è anche un dato piuttosto interessante rappresentato da un grafico che mostra l'aumento della quantità di prodotto pesticida venduto in Veneto. Il confronto tra il 2012 e il 2021, le quantità sono decisamente aumentate in quasi tutte le province tranne Rovigo e Vicenza, ma a livello regionale l'aumento è evidente e significativo. Dai 14
milioni di litri ai 15 milioni 820. Aumenta anche il rapporto chilogrammi litri equivalenti per abitante, si passa da 3,03 a 3,26, questo negli ultimi 9 anni appunto. Un aumento quindi dell'utilizzo dei pesticidi in Veneto. L'accusa rivolta alla regione da parte del consigliere regionale del PD è quindi assolutamente pesante. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda sempre il vino, in questo caso l'etichetta cosiddetta antivino, come scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, che in Irlanda ora è diventata legge. Il Veneto insorge, governo all'attacco sulle bottiglie, frasi come bere alcol causa malattie al fegato. Secondo Coldiretti sono a rischio 7,9 miliardi di esportazioni. Abbiamo una dichiarazione del presidente della giunta regionale Luca Zaia: nel mirino un simbolo della nostra tradizione e l'intera filiera. Anche sul Corriere del Veneto la notizia: bollino rosso sul vino, l'idea irlandese è legge, rivolta dei produttori, Zaia e Urso all'attacco. Urso naturalmente ministro delle imprese e del Made in Italy. Gli eurodeputati del Veneto dicono la battaglia non è finita. Anche qui il dato di Coldiretti: l'export verso l'Irlanda l'anno scorso è stato di 14 milioni, ma è a rischio un comparto da 7,9 miliardi di euro. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Castro dice: combatteremo in sede europea e della World Trade Organization, abbiamo solidi argomenti sulla turbativa del mercato. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.